dall'urbanistica alle regole per ristoranti o bed and breakfast, i nuovi regolamenti di edilizia e di igiene pronti a passare al vaglio delle commissioni competenti. All'indomani della protesta di una coppia di anziani di Campalto isolati a causa dei lavori in via Orlando, la municipalità risponde: vergognoso il comportamento della ditta. Traffico e inquinamento in Rio Novo, il settore trasporti dell'Ascom ha riscontrato incongruenze e anomalie nei dati forniti dall'ARPAV. Continua la lotta al contrasto dello spaccio nelle zone calde di Mestre, blitz notturno della polizia nei pressi della stazione, molte persone controllate ma niente droga. I sondaggi dicono che sono sempre di più gli italiani che scelgono il mese di settembre per le vacanze. Siamo andati a Jesolo per vedere se è proprio così. Approvata e subito disattesa la delibera comunale che a Venezia dichiarava guerra alla plastica. A denunciarlo la consigliera Pili Sambo, che chiede il ritiro di un bando di gara d'appalto promosso da Cafarsetti. Oggi alla Mostra del Cinema è stato il giorno di Roberto Saviano in sala per la proiezione del film Fuori concorso tratto dal suo reportage In arrivo al Lido Johnny Depp. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Nuovi regolamenti di edilizia e di igiene pronti a passare al vaglio delle commissioni competenti prima del voto finale in Consiglio Comunale. Venezia dunque volta pagina dall'urbanistica alle regole per ristoranti e bed and breakfast. Due piccole grandi rivoluzioni sono pronte al via, presumibilmente col voto del Consiglio Comunale entro la fine del 2019. Cafarsetti riscrive in un colpo i regolamenti di edilizia e di igiene. Quello dell'edilizia, sottolinea l'assessore De Martin, riscritto di sana pianta, al termine di un percorso in cui sono stati coinvolti ordini professionali, attività commerciali, gestori di telefonia mobile, più in generale tutti i portatori di interesse di un ambito che mai, come nel caso del Comune di Venezia, si presenta complesso e variegato, dalla laguna alla terraferma fino alle zone industriali, con due parole d'ordine: semplificazione e ambiente. Favorire gli immobili in classe A, favorire l'inserimento degli impianti già per l'alimentazione delle auto in tutti i fabbricati residenziali, compresi quelli direzionali, quello di favorire un recupero delle facciate di fabbricati, eliminare dove possibile le auto in strada, quindi favorire il parcheggio dei propri mezzi all'interno dei propri scoperti, quindi di andare in deroga rispetto ai 5 metri di arretramento dalla strada e quindi togliere più auto possibile e lasciarle alle biciclette, lasciarle ai pedoni. Il regolamento dell'igiene a Venezia risale addirittura al 1940, nato quindi in un contesto che oggi non esiste più. La prima operazione anche qui è stata la semplificazione, da 63 si passa a 28 articoli. Noi vogliamo evitare che ovviamente in tutti questi anni si è visto di tutto a Venezia, d'accordo, da cucine senza canna fumaria a mini cucine inadeguate. Questo riporta un po' di ordine in collaborazione anche con il nuovo regolamento edilizio. Introduciamo alcuni obblighi, ai sensi dell'articolo 5 l'obbligo che un'area di cottura deve avere almeno 25 metri, l'obbligo delle canne fumarie e per esempio ai sensi dell'articolo 16 di questo regolamento l'obbligo della biodegradabilità su tutta, cioè che sembra una cosa, l'uso della plastica, cioè una città totalmente free dalla plastica. Una novità importante riguarda poi un'attività che si sta diffondendo a macchia d'olio, i bed and breakfast. Abbiamo messo un tassello molto importante, che tutte le nuove strutture proprio date alle nuove locazioni turistiche dovranno adeguarsi anche con la fossa settica, fatto salvo alle attività che sono già in essere. Un intervento questo che a Venezia si potrebbe presentare di una complessità e di un'onerosità tale da far desistere chi lo aveva in mente. Dopo la protesta ai nostri microfoni di una coppia di anziani rimasta isolata a causa dei lavori in via Orlando, oggi arriva la risposta della municipalità di Favaro. È cambiato tutto, ci hanno messo proprio agli arresti domiciliari, perché noi non possiamo più neanche andare uscire di casa nostra. Abbiamo una strada tutta rotta, che ce l'hanno destata per mettere giù la corrente. Dopo 2 giorni dovevano venire, è da marzo che siamo così, anzi siamo andati sotto acqua, abbiamo chiamato uno con una scavatrice che venga
un po' a levarsi il terreno, che avete visto ci sono ancora le montagne di terra e tutta la stradina che noi da 44 anni ce la siamo sempre asfaltata. All'indomani della disperata segnalazione ai nostri microfoni da parte di una coppia di anziani residenti insieme al figlio in via Orlando a Campalto, interviene il presidente della municipalità di Favaro. Ho ricevuto i signori Carrer ed ho interessato immediatamente la Veritas. La Veritas è andata a verificare in loco e ha detto che sposterà i bidoni dell'immondizia più vicini alla casa, giustamente. Dovrebbero essere spostate entro la fine del mese. Un passo dunque è stato fatto, ma se in questo caso la municipalità si è potuta attivare autonomamente, ci sono degli interventi su cui ha le mani legate. L'impresa che sta facendo i lavori e la società che ha dato in appalto questi lavori, durante questi anni, i lavori sono iniziati nel 2016, ha sempre avuto un comportamento assolutamente irrispettoso nei confronti dei cittadini. I cittadini devono avere rispetto e questi, sia l'ente appaltante che l'impresa appaltatrice, non hanno avuto rispetto nei confronti dei cittadini. Giusto per dire un'altra, in via delle Felci ci sono 3 montagne di terra, abbiamo scritto 4, 5, 6, 10 lettere, non so neanche più quante lettere abbiamo scritto, abbiamo sempre chiesto che venissero rimosse e non sono mai state rimosse. Proprio come sta accadendo davanti casa dei signori Carrer. Noi abbiamo scritto e riscritto e chiediamo che i comuni di terra vengano portati via, anche perché se rimangono lì poi bisogna trovare qualcuno che li porti via, se non li portano via loro. Se questo è il modo di operare, il modus operandi dell'impresa che esegue i lavori, dell'impresa che ha dato in appalto i lavori, Dio ce ne scampi, perché dire che tutto va bene Madama alla Marchesa proprio no. Traffico e inquinamento in Rio Novo a Venezia. Il settore trasporti dell'Ascom ha riscontrato incongruenze e anomalie nei dati forniti dall'ARPAV. Dopo le polemiche e le proteste delle scorse settimane per l'elevato inquinamento in Rio Novo, le categorie del trasporto merci hanno rilevato che alcuni dati forniti da ARPAV presentano delle incongruenze che vanno evidenziate. Nel redigere queste relazioni che in alcuni orari tra le 19 e le 21 ci sono dei picchi molto alti, i quali non corrispondono con i passaggi dei mezzi da trasporto. Questo evidentemente ci ha fatto pensare, anche se in realtà i dati rispetto all'anno scorso nello stesso periodo sono diminuiti, cioè quindi l'inquinamento è diminuito in virtù del fatto che l'ordinanza prevede un senso unico. Detto questo, però, questi dati, come dicevo prima, hanno delle incongruenze, quindi riteniamo che non siano proprio i trasportatori i reali responsabili di questo inquinamento, ma forse bisogna andare a trovarlo da altre unità, da altri elementi che possono inficiare nei dati che ARPAV ha relazionato e stilato. I dati pubblicati restituiscono i livelli dalla centralina collocata in Rio Novo, evidenziando solamente il picco massimo durante la giornata, di qui una richiesta specifica. Non ci sono solo dalle 19 alle 21, ci sono anche orari della mattina molto presto che non ci vedono, o se non in piccolissima parte ci vedono nell'effettuare il trasporto, nell'effettuare questo percorso all'interno della città. Quindi è chiaro che chiediamo in modo piuttosto trasparente la verifica puntuale di questi dati, per non vederci, come dire, accusati dell'inquinamento che in questo momento la città sta subendo. Sul tavolo con l'amministrazione ci sono già alcune proposte. Sperimentare delle colonnine dove le imbarcazioni possono in qualche modo, avendo un dispositivo da dover inserire nell'imbarcazione stessa, collegarsi a queste colonnine e poter usufruire della gru elettrica senza inquinare. La cronaca continua, la lotta al contrasto dello spaccio nelle zone calde di Mestre, nuovo blitz della polizia. Circa 20 uomini tra poliziotti del commissariato di Mestre, equipaggi delle volanti del reparto prevenzione crimine di Padova, esercito e guardia di finanza con i cani hanno effettuato un blitz notturno antidroga nella zona della stazione di Mestre. È stata circondata l'area per poi controllare tutte le persone sospette all'interno. In tutto 52, di cui 15 di nazionalità nigeriana, e quasi tutti sono risultati puliti, almeno per quanto riguarda la droga.
Uno è stato denunciato per detenzione di stupefacente perché trovato in possesso di 10 grammi di marijuana. Per il resto nessuna traccia di sostanze illegali, eccetto un italiano trovato con 3 dosi di eroina per uso personale, che gli è costato la segnalazione alla prefettura. Durante l'operazione sono stati proposti 11 fogli di via, mentre 6 dei controllati sono risultati inottemperanti a provvedimenti di allontanamento e quindi denunciati. Continuiamo con la cronaca, con una notizia che leggiamo dal sito di Venezia Today, ancora l'ennesima truffa dei falsi abbracci per derubbare persone anziane, 2 ladre bloccate, la tecnica è sempre la stessa, le ladre hanno finto di riconoscere 2 anziane per strada chiedendo come stessero e facendo accenno ai loro figli, in questo modo si sono avvicinate e hanno circondato le vittime con un fugace abbraccio durante il quale sono riuscite a rubare una collana e un orologio, dopodiché sono salite a bordo di un'auto che le attendeva nelle vicinanze, probabilmente con un complice alla guida pronto alla fuga. È accaduto a Martellago nel fine settimana. E adesso vediamo un attimo che cosa dicono i dati sulle vacanze, perché i sondaggi parlano di sempre più italiani che scelgono questo mese, il mese di settembre, per le loro vacanze estive. Allora noi siamo andati sulle spiagge di Jesolo per vedere se è davvero così. Spiagge meno affollate, giornate soleggiate ma fresche e prezzi vantaggiosi sono solo alcuni dei motivi che spingono sempre più italiani a scegliere settembre per le ferie estive. Stando ad una ricerca SVG per Confesercenti, aumentano i nostri connazionali che vanno in vacanza in questo periodo, 6,6 milioni, 400.000 in più rispetto allo scorso anno. Il 63% sceglie il mare, di questi la maggior parte opta per le località del bel paese, tra cui Jesolo, dove questa mattina in spiaggia c'erano ombrelloni aperti, villeggianti stesi a godersi l'ultimo sole o a fare il bagno. Ovviamente c'è anche risparmio economico poi. Tra l'altro le giornate sono quasi migliori adesso forse. Sì, sono delle giornate bellissime. Bellissimo, secondo me è il periodo migliore. Chi può che venga a settembre. Se uno vuole più tranquillità sicuramente settembre è meglio. C'è meno gente, meno confusione. C'è meno confusione. Abbiamo fatto un po' di lago, adesso un po' di mare e lunedì si torna a lavorare. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con le notizie da Venezia e provincia. Approvata e subito disattesa la delibera comunale che a Venezia dichiarava guerra alla plastica. A denunciarlo la consigliera del Partito Democratico Monica Sambo, che chiede il ritiro di un bando di gara d'appalto pubblicato da poco da Cafarsetti. A Venezia la delibera Plastic Free Challenge, presentata dal PD e approvata il 3 luglio, impegna il Consiglio Comunale a favorire l'introduzione di materiali biodegradabili o durevoli all'interno degli uffici, delle società collegate e partecipate del Comune e in tutte le attività e gli eventi che organizzano. Un buon proposito che però non compare nel nuovo appalto per l'installazione di distributori automatici nei vari locali comunali, negli approdi a CTV e nelle sedi giudiziarie. Dei 9 criteri di valutazione previsti dal bando, infatti, solo uno riguarda i temi della delibera, attribuendo appena 5 punti per chi propone distributori di caffè con bicchieri e cucchiaini palette in materiale biodegradabile e compostabile. Un punteggio così basso per l'eliminazione della plastica, che poi riguarderà solo cucchiaini e bicchieri e non ad esempio gli involucri delle merendine, piuttosto insomma che degli altri prodotti dei distributori automatici, è assolutamente irrisorio rispetto insomma alla necessità. L'eliminazione della plastica dai distributori automatici, in particolare del caffè, doveva essere una precondizione dell'appalto. Questo avevamo detto anche all'interno delle commissioni consigliari. Per questa ragione noi chiediamo al Comune di ritirare entro il 9 di settembre, quando scadrà la gara d'appalto, la delibera, perché è una presa in giro nei confronti dei cittadini, nei confronti del Consiglio Comunale. Non si tratta di una scelta che avrebbe risolto il problema, ovviamente, ma di un contributo al suo raggiungimento e soprattutto di un buon esempio. E invece, sostiene Monica Sambo, al di là dei proclami green, l'amministrazione comunale si dimostra poco sensibile all'ambiente.
Lo si vede anche in tutte le operazioni urbanistiche, che c'è pochissima attenzione dal punto di vista dell'ambiente e della riqualificazione. Lo si vede in questo caso sulle questioni relative alla plastica, perché non solo è stata disattesa la delibera del Consiglio Comunale, ma anche la nostra proposta di eliminare la plastica usa e getta dai bar e dai takeaway della città è stata bocciata e rinviata al 2021, quando sarà un obbligo poi per tutta Europa. Andiamo adesso al Lido di Venezia con la mostra del cinema, dove oggi è stato il giorno dello scrittore Roberto Saviano, in sala per la proiezione del film Fuori concorso tratto dal suo reportage. Intanto in arrivo al Lido anche Johnny Depp. Il festival spara gli ultimi botti, presentata anche l'attività della Treviso Film Commission. Alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia oggi è stato il giorno di Roberto Saviano, al festival per il film ispirato al suo reportage, che passerà questa sera alle 22:30 fuori concorso in Sala Grande. E sul red carpet è sempre più grande anche l'attesa per Johnny Depp, altra superstar hollywoodiana che in queste ore sbarcherà in laguna. Ma a tenere banco ieri è stata anche un po' di preoccupazione in vista della marcia per il clima che si terrà sabato al Lido. La Questura di Venezia, che ha autorizzato il corteo, prevede una presenza di circa 3.000 attivisti da tutta Europa, molte dei quali sono già al Lido. Importanti perciò saranno le misure di sicurezza per evitare che la protesta possa interferire in qualche modo con la cerimonia del festival e la consegna dei Leoni d'Oro alla chiusura. Il corteo cercherà sicuramente di arrivare fino all'interno della cittadella del cinema e qui intrufolarsi sul red carpet. Sono state perciò disposte tutta una serie di cautele per la sicurezza della viabilità pedonale. Verranno ad esempio temporaneamente spostati tutti i cassonetti della spazzatura. Al festival è già tempo di Toto Leoni, ma domani le indiscrezioni sui possibili vincitori cominceranno ad infittirsi sempre più con il passare delle ore. Successo anche per il virtual reality nell'isola del Lazzaretto Vecchio e ieri allo spazio della Regione Veneto, alla presenza anche dell'assessore regionale al turismo Federico Caner, è stata presentata l'attività dell'anno della Treviso Film Commission. Il loro cortometraggio si è aggiudicato al Lido l'8ª edizione del concorso Book Chuck, la premiazione di due sorelle di Martellago l'altra sera alla Villa degli Autori al Lido. Sono due sorelle di Martellago, Elisa e Serena Lombardo, le vincitrici dell'8ª edizione del concorso Book Chuck, nell'ambito della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La premiazione l'altra sera alla Villa degli Autori al Lido. Il concorso celebra l'intreccio tra scrittura e cinema. Azione, questo il titolo del loro cortometraggio, è stato liberamente tratto dal romanzo La lettrice di Giulia Corsarini, edito da Nottetempo. Le due vincitrici hanno studiato scenografia e costume all'Accademia delle Belle Arti. Elisa ha deciso di seguire la sua passione per l'animazione nata quando aveva 4 anni. Serena invece ha deciso di ascoltare il suo bisogno di raccontare storie attraverso la sceneggiatura. Il romanzo è la storia di una badante ucraina che appunto è in Italia per fare questo mestiere, in realtà è una donna colta, una studiosa, e quindi in tutte le ore libere frequenta la biblioteca di slavistica dell'università. Il romanzo è ambientato a Macerata, quindi dell'Università di Macerata, e lì viene apprezzata come studiosa e le viene offerto un contratto di docenza. Poi la parola passa alle due vincitrici del concorso. Inizia Serena. Abbiamo deciso di raccontarlo attraverso una metafora, una simbologia. È una protagonista che si porta dietro un passato e un presente che diventano un peso sulle sue spalle e che si trascina dietro ogni giorno dopo l'altro, ma che è comunque una protagonista che va sempre avanti. Conclude Elisa. Ho curato la parte grafica, quindi mi sono occupata dell'animazione e ho cercato uno stile abbastanza realistico perché volevo comunque sfruttare i simboli ma renderli immediatamente riconoscibili. E proprio il simbolo per noi era la chiave, il modo migliore per poter raccontare questa storia in modo non troppo didascalico.
e l'animazione ci ha aiutato tantissimo, per noi è stata la cosa migliore. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10 in studio Vanna Giantin, segretario della FNP CISL del Veneto. Con le notizie da Venezia ci fermiamo qui, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Un nuovo impulso fresco proveniente dall'Atlantico entra in azione sul nostro territorio. Il tempo dunque risulterà perturbato nella giornata di venerdì 6 settembre, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo spiccatamente instabile, come vediamo, con piogge e temporali localmente anche forti e non si escludono delle grandinate. Le temperature inoltre tenderanno a calare e le minime insomma saranno comprese tra i 15 e i 21 gradi, le massime invece risulteranno comprese tra i 23 e i 26 gradi, dunque un clima lievemente più fresco. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo peggiorerà anche qui con precipitazioni che si faranno via via più diffuse in giornata e localmente potranno essere anche intense. Anche in questo caso le temperature saranno in lieve calo, le minime saranno comprese tra i 17 e i 20 gradi, le massime tra i 24 e i 26 gradi. Situazione identica sul Trentino Alto Adige, dove la perturbazione investirà anche la nostra regione, con piogge un po' dappertutto. Temperature minime sui 16 gradi, massime oscillanti invece tra i 23 e i 24 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.